A me personalmente dal 10 giugno è cambiata la vita totalmente. Cerco di avere una forza interiore che è quella che mi dà mio figlio per continuare, visto la sua passione. Abbiamo fatto tutto, avete visto anche sui TG, notizie, filmati, quindi non so neanche io dove trovo tutta questa forza, però è una cosa che è dentro di me e io farò tutto per difendere e per onorare mio figlio, perché lui si è trovato qui in questo punto nel momento sbagliato. È l'incrocio tra via Perara e via Camuzzana ad Orgiano, il luogo dove il 10 giugno scorso ha trovato la morte Filippo Cortivo, il quindicenne promessa del karting veneto. Il giovane, verso le 13, viaggiava in sella al suo scooter quando è stato centrato in pieno da una Fiat Panda che procedeva dritto e pare a forte velocità e non avrebbe fatto in tempo a frenare, lanciando il corpo del ragazzo ad una ventina di metri più avanti. Il conducente ora è accusato di omicidio stradale. Io l'ho fatta anche personalmente questa strada, ho provato a mettermi nei panni di mio figlio e anche di altri e vi posso garantire che se questa strada fosse stata messa un po' in sicurezza con un dosso, un limite di velocità o anche una rotonda al limite, questo incidente così grave non sarebbe successo. Ecco perché ora il padre Flavio, mentre riecheggia ancora il clamore dell'evento e la partecipazione di migliaia di persone al funerale di Filippo al campo sportivo di Valliona, ha deciso che la morte di suo figlio diventi un monito affinché non succeda mai più un evento simile. Questo messaggio lo voglio fare a tutti coloro, le autorità che devono intervenire prima possibile, perché qui se non si prende provvedimenti prima possibile può succedere qualche altro disastro. Questo sono convinto, io dico da papà che ho perso mio figlio e avrei voluto tanto che non succedesse, purtroppo è successo, però non deve più ripetersi. Ecco, questo è un messaggio molto importante che rivolgo a chi di competenza.